24 marzo, una data che i golosi devono segnare in calendario. Si è celebrata infatti in 12 paesi del vecchio continente la seconda giornata europea del gelato. Un appuntamento sentito soprattutto in Veneto, dove i gelatieri bellunesi e trevigiani il gelato lo hanno inventato e poi diffuso in tutto il mondo, emigrando un secolo fa per cercare fortuna. Per dare risalto alla tradizione del gelato artigianale è stato presentato a Tarso il progetto di promozione territoriale Le Terre dei Gelatieri, promosso da Longarone Fiere Dolomiti con il contributo di Banca Prealpi. Questo progetto vuol dire valorizzare o gratificare quelle che sono migliaia di botteghe artigianali del gelato, che rappresentano poi altrettante migliaia di famiglie di gelatieri che in questi ultimi anni, soprattutto nell'ultimo secolo, si sono impegnati nel portare avanti questa tradizione del gelato artigianale. La gelateria artigianale rappresenta un settore di interesse economico anche per la regione. Basti dire che le gelaterie sono cresciute del 16,5% negli ultimi 5 anni. Oggi in Veneto si contano 1.400 gelaterie e 6.000 occupati nel settore, che attraverso il progetto Le Terre dei Gelatieri punta anche a diventare ambito di promozione territoriale in alleanza con altri prodotti tipici. Oggi come oggi si può dire che un 60% sono di origine bellunese e un 40% di origine trevigiana. Per questo che abbiamo individuato nella Banca Prealpi il soggetto che poteva unire sia la Val Belluna, qui abbiamo anche i GAL del bellunese e dell'alto bellunese, abbiamo invitato il GAL della montagna trevigiana o della collina trevigiana, perché insieme vorremmo con la Regione Veneto fare proprio un progetto di valorizzazione della terra dei gelatieri che si collega con la terra del Prosecco. Se il 24 marzo è oggi la festa internazionale del gelato, lo si deve anche all'impegno dei deputati locali che hanno raccolto le adesioni in Parlamento europeo. Ben venga a loro, all'ente fiera, ai gelatai, a tutta quella gente che ci gira attorno a questo interessante evento, promuovere e divulgare da dove è partito il gelato, che lo sappiamo bene dalle nostre terre, ma siccome nelle nostre terre sono partite altre iniziative tipo il Prosecco, Strada del Prosecco e tante altre eccellenze, ben venga a mettersi assieme e fare una grande squadra per poter promuovere ancora di più questa attività artigianale. Treviso e Belluno, collina e montagna, alleate per affermare i prodotti tipici locali, trasformandoli in veri brand territoriali. Non a caso, Terre dei Gelatieri ha trovato il sostegno dei GAL. Questo progetto sposa la parte storica, che è la parte dove è nato il gelato, cioè nella parte alta della provincia di Belluno, con la parte del Trevigiano, dove invece oggi si sta sviluppando un ragionamento di una strada, di un percorso. Secondo me è estremamente fondamentale che ci sia questa collaborazione, questa sinergia. Qui siamo nell'area del Prosecco superiore d'OCG di Conegliano Valdobbiadene, quindi la strada del gelato incontra la strada del Prosecco superiore, due eccellenze del nostro territorio che sono veicolo per far conoscere i nostri prodotti tipici, le tante bellezze che il territorio sia trevigiano che bellunese possiede e che i GAL puntano a valorizzare.